Io credo che hanno ragione i pendolari a protestare, visto che sono costretti a viaggiare in piedi o perdere anche, diciamo così, la possibilità di salire sugli autobus che sono già pieni, dunque creare confusione per salire dopo una giornata di lavoro è qualcosa veramente di assurdo, oltre che vergognoso. E dunque mi aspetto da parte dell'azienda, da parte di Arriva Veneto, soprattutto da parte di chi gestisce il servizio, perché non è ammissibile che di fronte al fatto che se non ci sono a disposizione dei mezzi, mezzi doppi, quelli alti a due piani, che portano 92 persone e mettono a disposizione soltanto il bus piccolo, cioè il bus che può trasportare 52 persone, e non mettono un bis, vuol dire che c'è veramente una, diciamo così, poca attenzione nel fare il servizio. Lo capisce anche un bambino che se non hai a disposizione un mezzo che capiente per ovviare al problema bisogna metterne un altro e dunque creare una forma di bis per dare nelle corse quelle più, diciamo così, più importanti, un rinforzo per diciamo così, colmare il problema della mancanza di mezzi a due piani. Io non entro nel tema dei mezzi come è stato sostenuto dalla consigliera Penzo, in cui dice che al mercato ortofrutticolo ci sono dei mezzi fermi di Arriva Veneto. Da quello che mi risulta, quei mezzi erano e sono stati, diciamo così, messi in campo da Riva Veneto, dovevano essere messi in campo da Riva Veneto per essere utilizzati per fare il trasporto turismo e della crocieristica, invece appunto per un vizio di autorizzazione, di rilascio dell'autorizzazione a motorizzazione civile, quei mezzi sono ancora fermi, che non c'entrano niente però con i mezzi che avrebbero dovuto entrare in servizio nella crocieristica. Dunque non si può pensare di aver tolto dal servizio di linea mezzi che invece vanno a fare un servizio privato. Questo non esiste, e se sarà così sarebbe molto molto grave se fosse successo questo. Io mi auguro invece che al netto che un mezzo si può rompere, più mezzi si possono rompere contemporaneamente. Sta di fatto che serve una maggiore attenzione nel creare il servizio, perché a questo punto siamo di fronte a un disservizio nel vero senso della parola. In fasce orarie che vediamo maggiormente nell'arco del pomeriggio, visto considerato che sono state elencate le corse che va dalle 2 alle 5 e mezza del pomeriggio, vuol dire che in questa si individuano, e dunque a maggior ragione si dovrebbero organizzare come azienda nell'intervenire e colmare, ripeto, questo problema.